Agrigento ricorda Camilleri, inaugurata una scultura a lui dedicata. Sequestrata la discarica Catanzaro di Siculiana, Agrigento premiata come capoluogo più virtuoso nella differenziata. Caretta Caretta depone le sue uova a Punta Grande, nasceranno a settembre. La SEAP dall'Icardillo Aragona riparte dalla B1, tramonta l'opportunità ripescaggio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione del primo anniversario della morte di Andrea Camilleri, il Comune di Agrigento, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e la Strada degli Scrittori hanno ricordato la figura dell'autore scoprendo una scultura a lui dedicata. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tanta la gente che ieri sera ha assistito all'evento della posa in opera della statua del maestro Camilleri in via Atenea, che seduto in un tavolo al bar con una sedia libera attende con chi colloquiare. Il primo evento dopo l'isolamento che la città ha subito per via del Covid-19. La scopertura della statua è avvenuta intorno alle 19:30, diversi gli ospiti che hanno partecipato e che hanno dato il loro fattivo contributo, come l'attore Gaetano Aronica con le letture di alcuni brani dell'ultimo romanzo riccardino, Salvatore Ferlita che ha parlato del libro postumo pubblicato dal maestro Camilleri per l'appunto riccardino, Michele Guardì, Sebastiano Lomonico, il presidente dell'Anci, ex sindaco di Catania Bianco, il creatore della statua Giuseppe Agnello. L'evento è stato presentato da Barbara Capucci. Il sindaco Firetto ha dato il benvenuto ai presenti, affermando come le testimonianze culturali non conoscono confini e come anche la cultura. Oggi Camilleri ci unisce a quanti in ogni parte del mondo si sono perduti tra le pagine dei suoi racconti che ci spingono ben oltre un luogo. Avevamo lanciato lo streaming proprio per fare in modo che la gente potesse gustare in remoto questa iniziativa, però Camilleri è voluto bene e quindi la gente arriva. Questo lo dico con grande piacere, avendo avuto con lui, come è noto, una consuetudine di rapporti, e quindi mi piace pensare oggi che è un tributo non solo della mia città, non solo di Agrigento, non solo dei siciliani, che in qualche modo attraverso questo messaggio possono unire tutti coloro che hanno attraverso le pagine di Andrea Camilleri creato una comunità unica. Se penso che Camilleri ha in qualche modo legato 1.200.000 persone, perché tanti sono gli spettatori che hanno visto Montalbano, quindi stiamo parlando di una figura che ha avuto un ruolo, vorrei dire, storico, epocale, e che soprattutto è senza confini. In realtà sono qui nella mia veste di Presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, cioè di tutti gli 8.000 comuni italiani, perché questa di oggi non è un ricordo solo di Agrigento, ma sono tutti i comuni d'Italia, di qualunque colore, di qualunque grandezza, che oggi vogliono ricordare un grande italiano, un grande siciliano, un grande agrigentino, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, con cui abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito. Mentre ero sindaco di Catania per 3 anni ha fatto il direttore artistico dell'Estate Catanese, una persona che ci manca molto ed è un esempio di che cosa la cultura può rappresentare per un paese come l'Italia, per una regione come la Sicilia, per una città come Agrigento. È bellissimo, lo ricordiamo ad Agrigento, ci ha regalato tante belle parole, tanti bei libri, ci ha lietato perché è sempre ironico, è uno scrittore fantastico. Saluto anche gli amici di Porto Empedocle che festeggiano in contemporanea, ma direi che oggi festeggia tutto il mondo, perché un fenomeno come quello di Camilleri è veramente unico, planetario direi. Cosa proporrai? Proporrò l'incipit del suo romanzo postumo, che come sappiamo tutti non è l'ultimo, ma è quello che lui desiderava si scoprisse, si pubblicasse dopo la sua morte, e così stiamo facendo, per cui avrò questo grande privilegio davanti alla mia città. Vedo tantissima gente ed è una cosa bellissima, perché la gente è venuta spontaneamente in una giornata estiva ad ascoltare le parole, ascoltare anche il silenzio che la nostra città impone alla nostra spiritualità, che dobbiamo avere nel nome di questi grandi personaggi che l'hanno abitata e che ci danno un grandissimo orgoglio. Insomma, dobbiamo essere veramente fieri, tutti i siciliani. Io credo che sia un omaggio bello, emozionante, giusto, a un anno dalla scomparsa, dedicare un monumento così vicino ai cittadini, non su un piedistallo inarrivabile come se fosse un eroe a cavallo, ma è stato un uomo che ha parlato al cuore degli italiani
con i suoi romanzi, con la sua dialettica, con le sue idee di intellettuale, quindi questo monumento a cui tutti si possono accostare è un'idea veramente molto bella, un omaggio molto, molto giusto. Ma come stavo dicendo prima da alcuni amici, Andrea non se n'è mai andato. I personaggi come lui è come se fosse andato in America, ma c'è sempre, perché è nel nostro cuore, con la sua intelligenza, con quello che ha scritto, con quello che ci ha lasciato oggi con Riccardino, continua a essere presente nelle nostre case e nella nostra mente. Il mio ricordo è quello di un uomo umile, anche dopo essere diventato il grandissimo Camilleri che era in campo mondiale. Un uomo di un'intelligenza assolutamente superiore e di una capacità di sintesi incredibile. Da scrittore credo che lui abbia prodotto una quantità di libri che non ha precedenti, uno diverso dall'altro, uno più bello dell'altro. Poi uno per tutti, il Re dei Girgenti, che grande personaggio, che grande amico, che grande scrittore e devo dire che grande conterraneo. Sì, mi sembra dovuto fare omaggio al grande maestro, anche perché sono orgoglioso di aver partecipato ai suoi lavori e aver dato voce ai suoi personaggi. Non potevo esimermi dall'invito di Lillo Firetto a questa grande... Stasera mi esibisco con un brano estrapolato dall'Odore della notte, I Pirciati, tutto un programma. Grande vita al maestro Camilleri. Mimì Augello, possiamo fare un'intervista qui ad Agrigento? Ha voluto presenziare a questo evento? Sì, sono intanto molto felice che mi hanno invitato qui nella città di Agrigento e questo è un simbolo molto importante perché mi hanno un po' detto che c'è un sedile, c'è chiunque passa da qua si potrà sedere accanto a Andrea Camilleri. Per me è molto strano sentire parlare di Camilleri al passato perché è sempre presente con i suoi scritti, i suoi personaggi, le sue parole e quindi... ma non solo nel mio cuore, è presente nel cuore, guarda quanta gente che c'è oggi qua, quindi è una bellissima risposta alla città di Agrigento. Col giovane Montalbano gli ascolti aumentano sempre, no? Anche come il commissario, lei ha un ruolo importante, insomma l'abbiamo potuto vedere e ammirare, anche questa sera ci sarà una puntata dedicata alla stanza 2. Sì, stasera finita questa manifestazione andiamo tutti a casa a guardare il giovane Montalbano. Sta andando benissimo anche in replica, quindi speriamo di andare avanti, ce lo auguriamo con la terza stagione, ma ascolti che ci hanno veramente sorpreso perché parliamo di repliche estive ma stanno facendo veramente il record degli ascolti, siamo felici. Penso che Andrea abbia la forza di scrivere dei personaggi che sono degli eroi mancati, personaggi umani che commettono errori e quindi questo commettere errori fa entrare in empatia un po' tutti gli spettatori e poi descrive la Sicilia bella, la Sicilia che amo. Nel centro storico di Agrigento, in via Duomo, al primo piano di una palazzina, lo scoppio di una bombola del gas ha provocato il ferimento di 2 persone. Si tratta di un uomo di 45 anni intento a sostituire la bombola e un pensionato di 70 anni residente nell'abitazione. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio. L'anziano proprietario dell'immobile ha subito bruciature superficiali e delle contusioni. Più gravi sono invece le condizioni dell'altro ferito, che avrebbe riportato ustioni sparsi sul 70% del corpo ed è stato trasferito al centro gravi ustioni dell'ospedale civico di Palermo. Sequestrata la discarica di Siculiana in gestione alla Catanzaro Costruttori, nominati 2 amministratori giudiziari. I dettagli nel servizio. Il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, assieme alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, hanno eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica, il sequestro preventivo dell'area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi che si trova in contrada Materano a Siculiana, attualmente in gestione alla Catanzaro Costruzioni SRL e dell'impianto esistente, disposto con decreto del giudice per indagini preliminari Francesco Provenzano. 3 gli indagati, l'ex presidente di Sicindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro e i suoi 2 fratelli. Il provvedimento chiude una prima fase di indagini compiute sin dal 2018 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, dirette dal procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Alessandra Russo, sulle irregolarità
tecnico-amministrative dell'impianto e le conseguenti ricadute delle stesse sul territorio in termini di contaminazione del suolo e delle acque, di pregiudizio per l'ambiente e per la salute pubblica. L'indagine, originata dalla raccolta e dall'ascolto delle plurime segnalazioni provenienti da privati, enti e istituzioni pubbliche e private, ha visto nel 2019 l'esecuzione di una complessa attività di acquisizione documentale che si è svolta parallelamente al conferimento di un incarico di consulenza tecnica collegiale finalizzata al vaglio dello stato materiale giuridico dell'impianto, della conformità degli impianti e delle relative autorizzazioni e concessioni, alla normativa tecnica in materia e degli effetti che si fossero eventualmente determinati o che potessero determinarsi sull'ambiente. La relazione tecnica che ne è emersa ha consegnato un quadro preoccupante sotto tutti i profili, tanto della regolarità amministrativa degli impianti, della loro effettiva conformità alla normativa tecnica che ne regola la gestione, quanto sotto il profilo dell'impatto della operatività sul territorio in cui la discarica insiste, con limiti di contaminazione regolarmente superati, con emissioni laterali di biogas provenienti dalle vasche post-operative, con l'emersione di indici di potenziale contaminazione delle acque sotterranee senza l'attivazione delle dovute procedure di rientro. L'impianto di discarica, in ragione del servizio di pubblica utilità comunque svolto, è stato, su indicazione del GIP, consegnato a 2 amministratori giudiziari nominati dal Tribunale con l'incarico della gestione dell'impianto di discarica in sequestro nei limiti di tale utilità, con conferimento alle commesse provenienti da enti pubblici o comunque aventi carattere pubblicistico, purché nel rispetto della normativa ambientale e al fine di regolarizzare l'attività. L'indagine della Procura della Repubblica di Agrigento, anche all'esito dell'eseguito sequestro, prosegue anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico e tributaria di Agrigento, per accertare eventuali altri profili di illiceità, anche con conferimento e riferimento agli eventuali pregiudizi economici e danni erariali derivanti dalla irregolare gestione. La Catanzaro Costruzioni si è affidata ad un comunicato stampa per annunciare che l'impianto è già stato consegnato ai 2 amministratori giudiziari e da oggi sarà chiuso ai conferimenti. Agrigento è stata premiata dalla Presidenza della Regione come comune virtuoso che ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata tra i comuni capoluogo di provincia siciliani. Il servizio. Il Comune di Agrigento è stato premiato dal Presidente della Regione come ente virtuoso che ha raggiunto la più alta percentuale di differenziata tra tutti i capoluoghi siciliani, un altro premio per avere superato il 65% nel 2019, oggi siamo arrivati al 74%, un traguardo che porterà qualche centinaia di migliaia di euro di premi di alta qualità che ci consente di accumulare risparmi che serviranno per diminuire ancora le bollette e migliorare i servizi. Stati premiati come comune riciclone. Significa che la nostra percentuale differenziata è una tra le più alte in Sicilia. Siamo il primo capoluogo di provincia per percentuale di differenziata con un lungo distacco rispetto agli altri. Siamo tra i comuni che hanno la percentuale più alta in tutta la Sicilia. Siamo partiti dal 67% nel 2019 e oggi siamo al 74%. È un riconoscimento importante, ma anche un riconoscimento concreto, perché questo si tradurrà in un premio che ci darà la Regione in denaro di svariate centinaia di migliaia di euro. Questo premio noi lo utilizzeremo per abbassare una parte delle bollette, insieme con altre economie che nei prossimi giorni annuncerò, perché abbiamo realizzato delle operazioni veramente importanti in termini di risparmio che complessivamente potrebbero portare a un risparmio di 2,5 milioni di euro nell'arco del prossimo anno. È un primo risultato, la prima tappa consolidata che ci porterà ad essere veramente il comune pilota della raccolta differenziata in Sicilia, e adesso concentreremo le nostre energie sulla pulizia della città e sul diserbamento. Materia estremamente complicata e difficile, perché ho ereditato un personale estremamente ridotto, però riusciremo a vincere questa battaglia perché abbiamo attivato una serie di iniziative a costo zero che consentiranno di mettere sul territorio altre 15 unità e razionalizzeremo questo lavoro e riusciremo anche a ripulire la città, e questo è l'impegno che assumo con i cittadini di Agrigento.
Oggi è lunedì 20 luglio, assemblea degli operatori ecologici in servizio al comune di Canicattì per discutere di problematiche riguardanti il servizio di igiene ambientale, quanto comunicano le organizzazioni sindacali di categoria al raggruppamento di imprese SEAI, SEDA e EICON, titolari del servizio. L'astensione del lavoro dei lavoratori avviene nelle ultime 2 ore di ogni turno e scaturisce dal timore di ritardi nell'erogazione delle spettanze mensili e della 14ª. Sabrina Lattuca, attuale assessore della Giunta Zicari, si candida a sindaco di Realmonte. Stamani la conferenza stampa, era lì il nostro direttore Arturo Cantello. Presentata oggi presso il Belvedere della Scala dei Turchi a Realmonte la candidatura a sindaco della città realmontina dell'avvocato Sabrina Lattuca, che ha avuto nella giunta attuale un'esperienza di 2 anni come assessore. La lista civica, denominata Realmonte per sempre Sabrina Lattuca sindaco, facciamo squadra, il motto scelto. Innanzitutto mi presento, io sono Sabrina Lattuca, ho 42 anni, ho 2 bellissimi bambini e faccio l'avvocato. Io ho già un'esperienza politica, ho fatto appunto 2 anni e mezzo di assessore, ho ricoperto la carica di assessore e ho potuto apprezzare che questo bellissimo territorio ha tante risorse che vanno sicuramente tradotte in azione amministrativa. Chiaramente io nel corso del mio mandato ho avuto la collaborazione di tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio, con la scuola, la dirigente scolastica, il gruppo docenti, con la parrocchia, il parroco, con le forze dell'ordine, le famiglie, la cittadinanza tutta, e tutto ciò mi ha convinta a rendermi parte attiva di questa nostra comunità e mettermi proprio a servizio della collettività attraverso la mia candidatura a sindaco. I motivi che mi hanno spinta appunto a candidarmi sono questi: quello di fare squadra, di rendere la democrazia alla portata di tutti, e di fare in modo che ciascun cittadino possa contribuire alla storia del proprio territorio attraverso delle idee, attraverso dei progetti che possano fare crescere la nostra comunità. Una attenzione particolare io la rivolgerò ai giovani, la rivolgerei ai giovani che sono sicuramente la nostra più grande risorsa, i giovani che avranno la possibilità di proporre appunto idee, di sviluppare progetti che siano in linea con le loro capacità, con le loro aspettative e contribuire così a fare crescere l'intero territorio. Attorno a sé ci sarà una coalizione, chi è che la sosterrà fattivamente? A me sostiene gran parte dell'amministrazione attuale, di cui io ho fatto parte, il gruppo politico tutto, appunto che è una lista civica, e anche tanti amici che hanno insistito affinché io mi dedicassi in prima persona alla vita politica del nostro territorio. Il bene della Scala dei Turchi come intenderà valorizzarlo ai fini di un arricchimento dell'economia locale? Dunque io già mi sono occupata della questione Scala dei Turchi nella carica di assessore, ho negato recisamente in quell'ambito ogni forma di proprietà privata e ho detto appunto che essendo un bene di proprietà del comune e comunque che è sito nel comune di Realmonte, è proprio dal comune che deve essere valorizzato e gestito correttamente. Poi c'è il teatro, Costa Bianca Estate, insomma tante iniziative che culturalmente serviranno ad incrementare i flussi turistici. Sì, certamente i settori a cui io mi rivolgerò sono quelli della cultura, quelli del turismo, quelli dell'agricoltura, che sono le nostre più antiche tradizioni, costituiscono le nostre più antiche tradizioni, e anche alle cooperazioni, perché abbiamo nel corso della mia esperienza avuto modo di vedere che molte associazioni senza scopo di lucro sono presenti nel nostro territorio e contribuiscono ogni giorno ad accrescere il livello culturale della nostra comunità. Porterò in questa esperienza tutto il mio bagaglio, amo la pittura, dipingo da quando sono bambina, amo la letteratura, la lettura, scrivere e ascoltare musica, che mi rendono ogni giorno un po' più consapevole e anche più libera. Questi sono i valori che trasmetto ai miei figli e mi piacerebbe che appartenessero all'intera comunità.
Non amo la prevaricazione, non amo il clientelismo, non amo e condanno recisamente ogni forma di aggressione all'ambiente e vorrei che ci fosse reale partecipazione di ogni cittadino, il quale deve avere il diritto di contribuire al presente ma anche al futuro della propria collettività. Appello a denunciare arriva anche dalla direzione investigativa antimafia. Vediamo. Un appello ai cittadini a collaborare è quello lanciato ieri dal vicequestore Roberto Cilone in occasione della conferenza stampa di presentazione dei dati del Ministero degli Interni della DIA verso chi subisce l'usura e affidarsi alla giustizia e alle forze dell'ordine che a seguito di una denuncia avvieranno le indagini per spezzare una triste consuetudine presente nel nostro territorio, che è per l'appunto quella di rivolgersi agli usurai per avere in prestito dei soldi con altissimi tassi di interesse. La situazione del territorio agrigentino per quanto concerne il fenomeno delle mafie è una situazione che lega in maniera viscerale il potere delle consorterie mafiose a quello che è il territorio e soprattutto la comunità che abita questo territorio. Ed è una questione prettamente di potere. Il potere che hanno queste consorterie mafiose gli deriva appunto da un rapporto anomalo che il cittadino ha con questi soggetti, non tutti fortunatamente, e sino a quando l'imprenditore di questo territorio percepirà non come estorsione il mancato pagamento di una fornitura oppure il pagamento di quote di denaro o ancora l'assunzione e l'obbligo di assunzione di un soggetto, fino a quando non verrà, dicevo, percepito come estorsione ma come un costo di impresa, e allora questo imprenditore è un imprenditore a rischio, perché sicuramente ha le idee poco chiare circa la comunità di cui fa parte, sicuramente non è la comunità statale. Allo stesso modo, quando il cittadino preferisce risolvere il problema non utilizzando lo strumento del diritto, ma rivolgendosi per il tramite di, passatemi il termine, amicizie, al soggetto che è ritenuto mafioso per la risoluzione di un problema che poi non gli viene risolto, e questo è bene chiarirlo, ecco che questo cittadino ha le idee poco chiare sulla comunità alla quale far parte. Sicuramente non è la comunità civile, non è la comunità statale, ma è un'altra comunità. Quindi il rischio, oggi più che mai, del potere della mafia è un rischio legato a chi effettivamente gli conferisce questo potere, e che sono soggetti un tempo forse legati da condizioni di soggezione e di paura, oggi invece sono più consapevoli nel venire incontro e nel soddisfare il potere mafioso. Chiesto l'ergastolo per Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e via D'Amelio. Il processo si celebra davanti la Corte d'Assise di Caltanissette. Il superlatitante trapanese, a capo del mandamento di Castelvetrano, è considerato uno dei boss più potenti di Cosa Nostra, nonostante sia irreperibile da 27 anni. La richiesta è stata avanzata a conclusione della requisitoria durata 8 udienze. Domani è l'anniversario della strage di via D'Amelio, in cui ha perso la vita il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta. Il servizio. Le stragi in Italia sono connotate sempre da lati oscuri e depistaggi, e quella di via D'Amelio è l'esempio di tutto questo, perché sì, c'è un ruolo della mafia, ma le cronache sono piene di notizie su buchi neri e famosi ormai purtroppo i depistaggi, iniziando dal falso pentito Scarantino. Quindi domani, come ormai caratteristica anche di altre commemorazioni per morti, vittime della mafia, al dolore si unirà la rabbia, sete di verità e giustizia, quella dei cittadini, che si va a sommare a quella ricercata ogni giorno con costanza e forza dai familiari del giudice e delle altre vittime. Come di consueto, sono state organizzate tante manifestazioni, naturalmente nella forma consentita dalle disposizioni per contrastare il propagarsi del coronavirus, ma altrettante sono le polemiche e le provocazioni, con al centro la necessità che gli eventi organizzati non siano solo momento di passerella e commozione solo per quel giorno. Quindi un invito a recuperare quella forza che caratterizzò la rivolta popolare di 28 anni fa, dopo questa strage,
preceduta da quella espressa fortemente da tantissimi cittadini comuni dopo la strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Espressioni quindi di una voglia di liberare questa bellissima terra dalle mafie e dalla corruzione di certa politica, perché, come diceva il magistrato Borsellino, politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Un pensiero purtroppo ancora attuale, visto le ultime vicende giudiziarie che hanno colpito politici a tutti i livelli, dal locale al nazionale, passando per regionale. E specialmente in questo momento bisognerebbe imparare a memoria e portare avanti un pensiero del giudice, cioè quello che la politica dovrebbe fare pulizia di coloro che sono raggiunti da fatti inquietanti, anche se non sono reati. Domani il messaggio principale che riecheggerà dovrà essere quello che Borsellino rivolse ai giovani, anche nelle scuole. Cioè, ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare, di agire da uomini liberi e consapevoli. Un'esortazione che mette in evidenza principalmente il ruolo della cultura nella lotta alla mafia. Infatti lo stesso giudice diceva: la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentir subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Un bagaglio culturale, quello lasciatoci da Borsellino, che non solo domani deve essere portato con sé, ma ogni giorno, ognuno nel proprio lavoro, nella vita, per dare concretezza alle parole e alle emozioni che tanto fanno capolino durante il ricordo, ma spesso vengono riposte in un cassetto, per poi riprenderle soltanto l'anno dopo. Alluvione a Palermo, Federconsumatori chiede l'intervento della magistratura. Vediamo. Federconsumatori chiede l'intervento della magistratura per far luce su eventuali responsabilità di quanto accaduto mercoledì pomeriggio a Palermo. Un disastro climatico, economico, amministrativo, ma per fortuna non anche umano. L'unica buona notizia è che non sembrerebbero esserci state vittime. Federconsumatori Sicilia prende atto delle innumerevoli segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini in merito a caditoie otturate e immondizia che galleggiava ovunque. Che l'evento atmosferico sia stato eccezionale, scrive in una nota a Federconsumatori, è impossibile da negare, lo dicono i numeri. Ma quello che è successo, molto probabilmente, è stato anche l'effetto di un colossale concorso di colpe in cui tutti gli attori hanno una responsabilità, chi piccola e chi grande. Dal cittadino che getta il sacchetto di plastica a terra, che va ad ostruire le caditoie, all'amministrazione comunale che non è solerte nel ripulirle, dal centro funzionale e decentrato idro della Protezione Civile Regionale Sicilia, che forse ha sottovalutato la situazione meteo, agli innumerevoli enti pubblici coinvolti negli ultimi anni nei blocchi dei lavori dei collettori fognari. Questo conferma, commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa, commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, che il concetto di tutela del territorio riguarda tutti e non è uno slogan astratto da ecologisti. E se il territorio è la città di Palermo, dove il cemento da decenni vince sul verde pubblico, la tutela è ancor più difficile. Chiediamo un intervento urgente ed efficace della magistratura, conclude La Rosa, perché solo un'inchiesta approfondita potrà stabilire se quel che è successo mercoledì era realmente inevitabile e se le conseguenze che abbiamo visto non potevano essere mitigate da opportune azioni preventive. Un accertamento urgente della responsabilità, tra l'altro, è necessario anche al fine di stabilire se potranno esserci dei risarcimenti per i danni subiti dai cittadini, chi dovrà pagarli e in che modo e misura. In città, spiega il presidente di Federconsumatori Palermo, Lillo Vizzini, ci sono decine di automobili danneggiate, garage scantinati allagati, commercianti che hanno perso migliaia e migliaia di euro di merce a causa dell'acqua che è entrata in negozio. Molte di queste persone erano già in forte difficoltà a causa del recente lockdown e ora si ritrovano con danni enormi e senza alcuna assicurazione che li copra. Chi pagherà per tutto ciò? Sono 3 le manifestazioni di interesse, informa il Viminale, arrivate a chiusura della procedura per la presentazione delle offerte per il noleggio di navi da destinare ai migranti in quarantena. Dovranno rispondere entro le 12 di lunedì 20 luglio. A seguire si riunirà l'apposita commissione, i cui esiti saranno comunicati nella stessa serata di lunedì prossimo.
Il coordinatore dell'associazione ambientalista Mariamico Agrigento, Claudio Lombardo, annuncia che nei primi giorni di settembre la spiaggia di Punta Grande Realmonte sarà invasa da decine e decine di tartarughine. Lombardo spiega: è già successo 17 anni fa, quando durante una notte d'estate un nostro amico ci ha chiamati perché aveva la sua casa al mare invasa da decine e decine di tartarughine appena nate. Loro, invece di dirigersi verso il mare, erano state attirate dalla luce di casa. Questa notte, esattamente nello stesso posto, una tartaruga caretta caretta ha deposto le sue uova. Il miracolo dunque si ripete, il nido sarà custodito dal WWF. La Polizia di Stato arresta gli autori di una rissa finita nel sangue a Mondello, Palermo. Vediamo. La Polizia di Stato, con un'operazione congiunta della squadra mobile e del commissariato Mondello, ha arrestato 4 giovani, di cui uno ancora minorenne, per la rissa avvenuta lo scorso 6 giugno nella località balneare. Quella notte 2 minorenni furono accoltellati dinanzi una gelateria sul lungomare della spiaggia palermitana, rischiando entrambi la vita. L'accusa per i 4 giovani è di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dall'aver agito in più di 5 persone. In esecuzione dei provvedimenti emessi dal GIP presso il Tribunale dei minorenni e dal GIP del Tribunale ordinario è stato tratto in arresto un minore 17enne ritenuto dagli inquirenti uno dei violenti del gruppo. Sono stati invece disposti gli arresti domiciliari con le medesime accuse per i 19enni palermitani Gabriele Filippone ed Ivan Viola. Nell'ambito della medesima operazione è stato sottoposto agli arresti domiciliari anche il 18enne Matteo Giuseppe Ameduri, ritenuto tra i responsabili dell'episodio delittuoso. I 2 palermitani 17enni rimasero allora vittime di una violenta aggressione culminata con un accoltellamento che causò in particolare ad uno dei 2 giovani il collasso parziale del polmone e la parziale frattura della costola destra. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la brutale aggressione sarebbe stata epilogo di una discussione scoppiata quella sera nella zona pedonale denominata Colapesce, poi proseguita per futili motivi davanti a uno stabilimento di Piazza Valdesi tra la comitiva, cui appartenevano le 2 vittime, ed altri giovani. La discussione da lì a breve sarebbe poi sfociata in un'aggressione premeditata. Le vittime sarebbero state picchiate selvaggiamente e colpiti con oggetti affilati con una violenza inaudita. Dalle prime ore successive all'aggressione sono state raccolte numerose testimonianze ed effettuate altrettante individuazioni fotografiche che gradualmente hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La provincia di Agrigento ha aderito al distretto produttivo cosiddetto Ecodomus. I dettagli nel servizio. Il libero consorzio provinciale amministrato dal commissario Girolamo Alberto Di Pisa lavora in sinergia con altri enti per intercettare i finanziamenti e sfruttare occasioni di sviluppo economico per le aziende del territorio. Confermata l'adesione a 2 distretti. Il primo è il distretto produttivo Ecodomus, che ha ottenuto dall'assessorato regionale delle attività produttive riconoscimento per il triennio 2020-2022. Anche per il distretto produttivo siciliano Lattiero Caseario è arrivato il riconoscimento da parte della regione siciliana. Ecodomus è uno dei 13 distretti produttivi riconosciuti in Sicilia e al quale ha formalmente aderito il libero consorzio comunale di Agrigento. I decreti sono stati consegnati ai rappresentanti dei distretti siciliani direttamente dall'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, presenti anche il direttore generale Carmelo Frittitta e il dirigente del servizio Aldo Brancato. Il distretto produttivo Ecodomus, distretto regionale per l'edilizia sostenibile e risparmio energetico, ha ricevuto il riconoscimento dopo aver partecipato alla procedura di selezione dei distretti che l'assessorato ha indetto con bando pubblico regionale dello scorso 15 ottobre. Il distretto Ecodomus ha ricevuto inoltre quindi il riconoscimento per quanto riguarda la sezione Dipartimento Efficienza Energetica e Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia. La Regione ha anche confermato il distretto produttivo siciliano Lattiero Caseario, importante strumento di aggregazione territoriale retto da un patto di sviluppo condiviso e sottoscritto da soggetti imprenditoriali, istituzionali, della formazione e della ricerca, oltre che dalle organizzazioni professionali di categoria. Il patto ha lo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni del settore lattiero caseario siciliano, organizzando l'intera filiera
filiera produttiva e migliorando la collaborazione tra pubblico e privato e utilizzando razionalmente le risorse finanziarie, in particolare i fondi comunitari. La presenza del Libero Consorzio di Agrigento tra i soggetti aderenti al distretto lattiero-caseario può assicurare un ruolo fondamentale a sostegno del territorio e contribuire ad una crescita del settore sia in termini di coordinamento dei diversi soggetti che di promozione dei prodotti del territorio e della loro ulteriore qualificazione. Infatti l'area montana, che ricade nei comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e altri comuni, è la seconda in Sicilia per importanza nel settore, mentre l'area del Belice ha assunto nel tempo posizioni crescenti con il riconoscimento DOP di un prodotto di qualità come la Vastedda, produzioni che da una migliore organizzazione commerciale potranno trarre giovamento puntando a nuove e più importanti posizioni di mercato. L'ex provincia di Agrigento aveva risposto all'invito del Libero Consorzio di Ragusa, ente capofila e sede legale del distretto. Il governo Musumeci è pronto ad attuare una strategia complessiva per porre ovunque fine alla erosione costiera, recuperare le spiagge scomparse, ricreare condizioni naturali di equilibrio. Lo strumento per portare avanti l'ambizioso progetto è stato messo a punto dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dallo stesso presidente della regione siciliana, adottando come parametro di riferimento le linee guida nazionali. La struttura commissariale, che opera con la direzione di Maurizio Croce, ha effettuato in appena 4 mesi un monitoraggio completo delle coste dell'isola, individuando le zone a cui dare priorità di intervento e mettendo a punto le tipologie più idonee da adottare. Già apprezzato dalla giunta di Palazzo d'Orleans, il piano regionale contro l'erosione costiera, come spiega il presidente Musumeci, è già pronto per entrare nella sua fase operativa, con l'obiettivo di valorizzare nel più breve tempo possibile tutti quei territori che anno dopo anno hanno visto inesorabilmente ridurre la propria superficie. Su 1623 km di costa siciliana, ben 438, vale a dire quasi un terzo, risultano sfregiati dal mare, che ha inghiottito interi arenili, provocando danni a strutture pubbliche e private, mettendo seriamente a rischio alcuni centri abitati. Un fenomeno, quello dell'erosione costiera, che l'isola fino ad oggi ha pagato a caro prezzo anche in termini di flussi turistici. La Sicilia, dopo il Veneto, è infatti la regione in cui si registra la maggiore urbanizzazione lungo le coste, non sempre nel rispetto della legge. Lo studio effettuato dalla struttura antidissesto ha tenuto conto di una gamma completa di parametri, dalle caratteristiche sedimentologiche a quelle meteo-marine, con il calcolo di venti, onde e livello del mare, dagli effetti dai cambiamenti climatici all'analisi dell'evoluzione della linea di riva dal 1998 al 2019. Tutti i dati sono stati raccolti in un nuovo portale che potrà essere costantemente aggiornato e che permetterà di monitorare benefici prodotti dagli interventi che verranno realizzati. Parliamo adesso delle incertezze sul ritorno a scuola a settembre. I dettagli nel servizio. Ci saranno meno alunni rispetto all'anno precedente nel prossimo anno scolastico 2020-2021 in Sicilia. Si registrerà infatti una diminuzione di 13.032 unità, passando da 715.503 alunni a 702.471, con il conseguente decremento di classi attive. 153 in meno, ovvero 35.838 classi in luogo delle 35.991 dell'anno scolastico appena concluso. Tuttavia, a fronte di un calo dell'1,82% degli alunni, riporta una nota di Stefano Suraniti, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, le classi diminuiscono dello 0,43%. Di conseguenza anche il numero medio degli alunni per classe è diminuito rispetto all'anno scolastico 2019-2020, passando da 19,84 a 19,56. Ciò significa meno alunni, ma anche classi con meno studenti. In particolare, si legge ancora nel documento, nell'infanzia è stazionario il numero delle sezioni a tempo ridotto, quindi la diminuzione dei bambini si rispecchia in un decremento delle sezioni del tempo normale. Nella primaria la diminuzione degli alunni è rappresentata da un netto decremento delle classi con un tempo normale, meno 241 classi, invece aumentano le classi con tempo pieno, più 123. Infine, nelle secondarie di primo grado,
A fronte dello stesso numero di classi a tempo normale, il tempo prolungato diminuisce, meno 62 classi, evidenziando che il calo degli alunni si concretizza in questa tipologia di tempo scuola. Nonostante la diminuzione di alunni e delle classi, prosegue Suraniti, si registra un aumento dei posti docenti, posti comuni 93 in più, sostegno 122 in più, potenziato comune più 45. Le istituzioni scolastiche attive saranno in totale 831, mentre si discute dunque su come tornare tra i banchi a settembre in sicurezza. Le scuole siciliane si spopolano e crescono gli istituti sottodimensionati, cioè quelli che non potranno avere nel prossimo anno un preside e un segretario titolari, ma solo reggenti con tutti i disagi a ciò connessi. A settembre, secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale, saranno presenti 61 istituti sottodimensionati, a fronte dei 47 di quest'anno. La Dea Bendata si ferma ad Aragona, vinti circa 21.000 euro col Superenalotto. È stato un giovedì da ricordare per un giocatore del Superenalotto di Aragona che ha centrato un 5. Il jackpoint intanto continua a salire, messi in palio più di 15 milioni di euro. Dalla passione per la Sicilia nasce Siculino, un personaggio che vuole sensibilizzare piccoli e grandi ad amare una delle più belle isole del mondo. Ideatore del nuovo personaggio è Flavio Franceschino, 34enne di Catania, da tanti anni impegnato nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento per bambini. Ciao a tutti, sono Flavio, un ragazzo siciliano. Il personaggio di Siculino nasce durante la quarantena. Mi sono ispirato al fantastico mondo di Walt Disney, l'ideatore di Topolino, e per questo io ho voluto creare Siculino, un personaggio ispirato alla nostra amata terra Sicilia, potete vedere il cappellino nero, i pantaloni giallo e rosso. Flavio ama definirsi un sognatore e chi sogna non molla mai. Ama la sua terra e vuole farla conoscere al mondo. Da qui l'idea, durante la quarantena, di creare un personaggio per promuovere la Sicilia con le sue opere d'arte, monumenti, parchi e i suoi prodotti. Siculino è l'amico di ogni bambino e punta a diventare la mascotte dell'isola. È un personaggio buffo e divertente che porta i colori della Sicilia. Una pianta di cactus con cappello siciliano e pantaloni con i colori della bandiera siciliana. Amante dei bambini e della magia, Siculino, oltre a promuovere la Sicilia, vuole diffondere il sorriso, l'allegria, l'amore e il rispetto verso gli animali. Siculino è un personaggio divertente, amante dei bambini, della magia e soprattutto di diffondere il sorriso, l'amore ed il rispetto verso gli animali. Spero che il mio amico vi piaccia e se riesce a strapparvi almeno un sorriso, seguiteci e ricordatevi sempre di non smettere mai di sognare. Io non l'ho mai fatto. A presto, ciao! Volley, la SEAP dall'Icardillo Aragona riparte dalla B1, tramonta tra la grande delusione del club e l'opportunità di ripescaggio. C'è il servizio. La pallavolo Aragona del presidente Nino Di Giacomo ripartirà dal campionato di Serie B1 femminile. Il possibile ripescaggio in Serie A2 si è arenato dopo che la federazione, dopo un tira e molla continuo e con enorme ritardo, ha stabilito che per il salto in seconda serie nazionale si sarebbe tenuto conto della classifica avulsa alla data di sospensione del campionato di B1 causa emergenza coronavirus. La prima squadra, anche nella prossima stagione agonistica, si chiamerà SEAP dall'Icardillo. Il team aragonese, dopo aver concluso il girone di andata al primo posto, primato che è valso anche la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ha terminato il torneo al comando della classifica con gli stessi punti del Cerignola, che però rispetto alle biancazzurre è chiuso con la migliore differenza set. In virtù di questo risultato la SEAP dall'Icardillo Aragona è risultata la miglior seconda dei 4 gironi di B1, ma per l'unico posto disponibile momentaneamente in A2 ad averne diritto è il Cerignola, che tra l'altro avrebbe più volte manifestato la volontà di voler essere ripescata. La decisione presa dai vertici della federazione non ha trovato però il consenso del presidente
presidente Nino Di Giacomo, che sperava in una maggiore attenzione e rispetto nei confronti dell'Aragona, che ha dimostrato sul campo di valere la Serie A2 e di avere tutte le carte in regola per l'ammissione nel secondo massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Andiamo avanti e ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di far bene, dice il presidente Nino Di Giacomo, che poi aggiunge: sono stati mesi difficili ma anche di promesse non mantenute da parte dei vertici della federazione. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Vorrà dire che vinceremo sul campo la B1 e approderemo in Serie A dalla finestra principale. Allestiremo una super squadra con l'obiettivo di lottare per la promozione diretta, consapevoli che sarà un campionato difficile anche per gli effetti della pandemia. La società inoltre tiene a precisare che il progetto di fusione con il club nisseno Alba Verde, dopo i primi e importanti contatti dirigenziali, sta vivendo una fase interlocutoria con lo studio della formula migliore per l'integrazione dei due gruppi sportivi. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.